Da Cerra è il simbolo di Napoli ed è considerata una delle maschere più famose. Naso adunco, volto rugoso, occhi piccoli. È un personaggio pigro, indolente, negligente ed opportunista. È vorace e amante del cibo, il quale è disposto a creare tanti espedienti fantasiosi. Pulcinella. Sono una persona bianco vestita. E non ti muova a capo per voi, ha capito? Ciunque te ca! Mettici Ah. qui. Sempre sono un personaggio bianco vestito, sempre affamato e mascherato. Vengo da Napoli, dove perfetti nascono i piatti degli spaghetti. Sono un amante dei maccheroni, sono del paese delle canzoni, sono specialista nelle bastonate. Quante ne ho prese, ma quante ne ho date? Io sono Pulcinella, io sono il simbolo di Napoli. Se chiedete in qualunque parte del mondo qual è il personaggio che più è emblematico della realtà di Napoli, sicuramente vi risponderanno Pulcinella. Pensate però che le mie origini sono veramente antiche. Qualcuno pensa addirittura che il mio personaggio, la mia figura, nasca da Maccus, che era un personaggio addirittura di farse che si svolgevano nell'epoca pre-cristiana, quando un popolo originario dei Sanniti conquistò, si insediò nella zona capuana, nella zona di Aversa di Caserta, e dava luogo a delle rappresentazioni farsesche molto volgari che piacevano molto al pubblico di più basso ceto, che si chiamavano le Atellane. C'era un personaggio uguale a me, uguale a Pulcinella. Poi si pensa anche che il personaggio sia nato ad Acerra, dove c'era un contadino, uno zotico che somigliava un po' a me, che si unì a una banda di girovaghi, di attori girovaghi, diventando un buffone, un giullare. Però ufficialmente il personaggio di Pulcinella come protagonista della commedia dell'arte nasce alla fine del Seicento con un drammaturgo che lo inventò, che è proprio di Acerra, tant'è vero che ad Acerra è il mio teatro di nascita, la mia patria. E poi nel corso del Seicento, del Settecento, dell'Ottocento questo ruolo è passato da capocomico a capocomico. Entravo anche a corte, gli attori che mi impersonavano entravano anche a corte. Addirittura ci fu un teatro che poi fu abbattuto nel 1894, il Teatro San Carlino, che era specializzato nelle farse pulcinellesche. Erano farse di improvvisazione che servivano al pubblico a divertirsi, a rilassarsi, ma dicevano anche delle importanti verità. E poi sono diventato anche un personaggio fondamentale del teatro dei burattini, del teatro delle guarattelle. La marionetta più caratteristica è proprio la marionetta di Pulcinella, e questo personaggio è stato esportato in tutto il mondo, un personaggio internazionale, e ogni cultura, ogni nazione ha un personaggio simile con un suo nome che veste come me con questa maschera di Pulcinella. Ma perché sono così importante? Perché io incarno un tipo umano unico, l'ultimo, quello più bistrattato, quello che è ai margini della società, quello che tutti maltrattano, ma nello stesso tempo una persona che riesce sempre a resistere, una persona che non ha ideali, che crede soltanto nel soddisfacimento dei suoi bisogni, che è pigro, come diceva giustamente Rita, indolente, che cerca di non lavorare, che si industria a trovare il modo di non lavorare, che vuole soltanto mangiare, dormire, in nulla. Un personaggio che in un certo senso incarna le contraddizioni del popolo napoletano. È intelligente e astuto, ma è anche stupido, è solo ma è socievole, è ricco di fantasia ma è povero di soldi, un po' come la città partenopea e un po' come la vita stessa, perché io incarno anche con le mie fattezze fisiche, con il bianco del mio abito, con la maschera nera, con i miei lineamenti di sofferenza, con il mio comportamento, incarno in un certo senso la paura della morte, la paura, l'angoscia del popolo napoletano e di tutti i popoli del mondo, di tutti gli esseri umani. Ma nello stesso tempo ho questo cappuccio a forma di corno dell'abbondanza, ho questo modo farsesco di vivere, e quindi incarno la resistenza e la voglia di vivere e la gioia e la capacità di resistere, e quindi incarno la gioia. Sotto il